È ancora in corso da parte delle forze dell'ordine la caccia ai responsabili del furto avvenuto al supermercato di Due Ville nei pressi del casello autostradale della Valdastico. Stretto il riservo degli inquirenti sui dettagli, visto l'indagine in corso, ma trapelano le insolite modalità con cui è avvenuto. I malviventi nella notte di Santo Stefano avrebbero praticato un foro sul tetto dello stabile per poi raggiungere e forzare la cassaforte. I criminali, dopo aver messo fuori uso gli impianti di videosorveglianza e impossessati di alcune decine di migliaia di euro in contanti, sarebbero usciti indisturbati da una porta laterale. L'allarme è stato lanciato solo al mattino successivo all'arrivo dei dipendenti. Un colpo da professionisti che preoccupa l'amministrazione comunale. E sicuramente preoccupazione sia per la proprietà, visto che c'è stato questo furto, questo bottino, ma al di là del furto credo che siano più alti i danni che hanno provocato alla struttura, e preoccupazione anche per i cittadini, che poi questo fatto ha riflessi sulla sicurezza all'interno del territorio cittadino. Un fatto grave che colpisce un territorio già provato dai numerosi furti avvenuti nelle abitazioni. Il comune, investendo 150.000 euro, aveva già installato nuove telecamere di videosorveglianza, aumentando il numero di ore di accensione dell'illuminazione pubblica. Abbiamo sottoscritto una convenzione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, che ci garantiscono 2 serate di vigilanza. E abbiamo stilato un accordo con delle primarie compagnie che installano sistemi di allarme, in modo che i cittadini abbiano la possibilità di installare nelle proprie abitazioni dei sistemi di controllo, di sorveglianza. Ci stiamo attivando anche sul controllo del vicinato, che è l'altro strumento molto importante. Insomma, la preoccupazione è alta, noi come amministrazione ci stiamo adoperando per garantire nei nostri limiti, nelle nostre possibilità, quanto è necessario.